per procedere noi abbiamo bisogno di avere una denuncia, una mail, un'indicazione da parte di qualcuno, solitamente del proprietario, ecco. Dopodiché resta il gesto che è spregevole, perché uno andare a rovinare o a rompere addirittura una statua sacra, un'immagine sacra, non va bene qualsiasi sia la religione. E il secondo aspetto è quello che all'interno del cimitero, che è l'area più sacra, o almeno che veniva considerata tale, dove il rispetto era trasversale, fatti del genere non devono assolutamente accadere. L'indignazione da sola non basta, fa intendere il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto di fronte all'atto vandalico che si è consumato nel cimitero della frazione di Scandolara, con una statuetta di Gesù divelta dal basamento e scaramentata a terra con la testa che si è staccata. L'immagine ha fatto il giro dei social, ma per iniziare un'indagine serve altro. Prima di scrivere il post su Facebook avvisate le autorità competenti, dopodiché potete scrivere, potete giustamente anche denunciare soprattutto un atto di vergogna come questo, e spero che chi ne è stato responsabile, insomma, provi almeno un minimo di vergogna, perché è una cosa incredibile e indicibile. Ci sono delle telecamere lì attorno, per cui abbiamo bisogno di ricevere il prima possibile la segnalazione, anche perché nel momento in cui non arrivasse questa segnalazione, trascorsi alcune ore, da 48 o 72, dipende dal tipo di telecamere, noi non possiamo più mantenere le immagini nel server. Noi abbiamo i cimiteri, abbiamo le telecamere all'esterno, non abbiamo ancora le telecamere all'interno. Non credevo fosse necessario andare a installare le telecamere all'interno dei cimiteri, sinceramente. Avevo altre priorità e altri pensieri a riguardo. Però evidentemente se fatti del genere dovessero ripetersi, dovremmo in qualche modo agire anche sotto questo ambito.